Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, appuntamento ormai lo conoscete del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, il tema ormai lo conoscete, parliamo di questo momento difficile per via del coronavirus. Ora è arrivato l'altro momento difficile che è quello economico. Questa sera ne parleremo sotto un profilo dei commercianti, ma sotto un profilo anche e soprattutto per quanto riguarda i trasporti nella nostra regione del Veneto. Ne parleremo con persone molto importanti, quindi come di consueto voi da casa potete interagire con noi telefonando oppure mandando i messaggi. Con Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, buonasera, grazie di essere con noi. Grazie anche all'assessore Elisa De Berti, assessore delle infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, grazie assessore. E grazie anche a Maurizio Interdonato, professore di diritto tributario dell'Università Ca' Foscari. Grazie a tutti e tre ovviamente di essere con noi questa sera, perché sarà un tema molto interessante e soprattutto interessante per i nostri telespettatori, perché oggi pomeriggio doveva essere una giornata spartiacque, perché dovevano trovarsi i ministri per decidere quanti soldi dare appunto a tutte le attività commerciali italiane. Vedete il titolo soldi, 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 ma arriveranno questi soldi? Poi ne parleremo, invece è stato rimandato a domani, ne parleremo questa sera con anche collegamenti con ospiti in esterna. E andiamo a salutare Elisabetta Corazza dalla redazione. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa, a cui ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione, possono telefonare allo 049 80 777 53 oppure possono mandarci sms al numero 345 3341 171. Bene, andiamo anche da Dennis che ci dà ovviamente i numeri che per fortuna stanno migliorando, i numeri della giornata. Buonasera Dennis. Una buona serata anche da parte mia. Come hai detto tu Giorgio, cominciamo con i numeri appunto di serata, partendo ovviamente dai dati nazionali, la fotografia del nostro paese che vede 219.814 casi totali, quindi 744 in più nell'ultima giornata, i malati attualmente 82.488, quindi 836 in meno, crescono i guariti 1.401 in più rispetto a ieri sera, quindi il totale sale a 106.587 più 179 deceduti, quindi un lieve aumento che fa salire il totale a 30.739. Andiamo a vedere anche la grafica relativa ai dati nel Veneto, con 10 nuovi casi totali rispetto a questa mattina che fanno salire il totale a 18.751, calano i malati, sono ora 5.377, continua così il calo anche dei ricoverati in area non critica che sono attualmente 696 e di quelli in terapia intensiva che sono 71, i dimessi 31 in più nella giornata odierna che fanno salire il dato totale a 3.022, i deceduti 1.681 totali, 15 in più rispetto a questa mattina. Bene, come vi dicevo all'inizio nella presentazione, questa sera non parleremo in questa trasmissione sotto il profilo sanitario, perché le cose come sembrerebbe stanno migliorando con tutte le attenzioni del caso, come usare le mascherine. Vedo davvero dei posti incredibili che le portano sotto il naso, di qua, di là, insomma io mi auguro che la gente riesca ad avere un comportamento corretto in modo tale che questo maledetto virus termini il più presto possibile. Parliamo invece sotto un profilo economico, che era il dramma accennato all'inizio di questa pandemia, che sarebbe stato il secondo dramma, e siamo arrivati al secondo dramma. Allora chiedo agli ospiti qui in studio, iniziando da Forcolin, il titolo soldi, soldi, soldi. Arriveranno questi soldi? Perché si arrabbiano tutti, i commercianti si arrabbiano, chi doveva tirare i vari soldi nelle proprie attività non sono arrivati. Com'è la situazione? Secondo lei arriveranno o no Forcolin questi soldi? Ma intanto abbiamo assistito a un paio di decreti, il 18 che era il Cura Italia e il 23 che era quello liquidità, che quelli dovrebbero essere ovviamente già efficaci, e purtroppo non dobbiamo dire che i riscontri non sono positivi, nel senso che le 600 euro per il mondo delle partite IVA non sono arrivati a tutte le partite IVA, ci sono poi appunto nei decreti successivi e anche le promesse di portarli a 800 e a 1000 euro, e questo per esempio ad oggi non è ancora dato a sapere.
Forcolì, se la interrompo maleducatamente anche, perché noi italiani siamo sempre un po' difficili le cose. Allora bisogna tutti dire dare di soldi a fondo perduto, 600 euro sembrava un'elemosina, poi rimediamo in corsa, li portano a 800, a 1000, poi vengono i soldi a fondo perduto. Ma perché non riusciamo noi italiani a fare una cosa come santo Dio, come dovrebbe essere fatta? Qui diventa tutto, parlano tutti di cifre, abbiamo 10 miliardi di qua, 20 di là, 30 di là, poi non arrivano nemmeno i 600 euro e tantomeno la cassa integrazione, quindi mi domando, ma perché capitano tutte qui in Italia? Le faccio lei questa domanda che poi faccio a tutti, chiaro, ovviamente. Chiaro. Ma è ovvio che insomma ce la siamo chiesta un po' tutti, perché se poi parli con le sedi INPS ti dicono che non hanno neppure le procedure o non avevano neppure le procedure per poter erogare, un codice segreto da dover chiedere, quindi è diventata anche dal punto di vista burocratico molto molto difficile. Cioè io credo che quella volta che c'è stato quel prelievo in conto corrente dalla sera alla mattina non mi pare che ci hanno messo così tanto per prelevare, vi ricordate forse una ventina d'anni fa cos'è successo, e quindi credo che parta tutto, direttore, dal fatto che c'è una burocrazia che non aiuta sicuramente i nostri imprenditori, ma anche il tema della liquidità, che era un tema sul quale, anche seppur messe a debito, perché il finanziamento, vi ricordate i 25.000 euro che dovevano arrivare lo stesso dalla sera alla mattina, l'altro giorno ero in un importante webinar con la FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, e sapete che ad oggi sono arrivati all'1,27% delle richieste i 25.000 euro in conto corrente. Vuol dire che il 99% non li ha ancora percepiti. Non è vergognoso? È vergognoso, perché c'è gente che oggi è in assoluta difficoltà, ha i pubblici esercizi chiusi da 3 mesi, gli affitti da pagare, le spese. Non le dà fastidio, Forcolì, che sentire dire, e sento dire tutti gli ospiti che ho in questa trasmissione, ovviamente da persone importanti come lo siete anche voi, la burocrazia, ma nella storia politica, non nell'ultimo periodo, cerco di essere di sopra delle parti, nella storia politica chiunque è andato al governo non parla però della burocrazia, è rimasta sempre tale. No, ma infatti non facciamo una questione adesso politica o di critica, però è evidente che se tu devi iniettare nel mondo economico 400 miliardi di euro, perché questi erano quelli che ci hanno raccontato, e poi scopri che dopo 20 giorni dal decreto l'1,27% dei contribuenti ha ricevuto quello che gli spettava, capisci che qualcosa non funziona, no? E allora se qualcosa non funziona e magari il Premier chiede un atto d'amore nei confronti delle banche, io credo che già una frase del genere non possa stare in piedi, perché ci prendiamo in giro. Cioè, io non ho mai visto le banche che facciano atti d'amore, primo. Ma poi è anche difficile che le banche, è anche brutto a dirlo, le banche che non si fidano dello Stato. No, ma le banche hanno preso la palla al balzo, dirò di più, hanno ristrutturato i propri debiti. Poi lo potrà anche confermare l'avvocato interrogato, perché su questo tema qua hanno approfittato per ristrutturare il proprio debito, hanno fatto sì che quel debito deteriorato di quell'imprenditore oggi possa essere accantonato da invece nuova linfa che arriva garantita dallo Stato, e quindi hanno recuperato quel debito che loro avevano messo fra i crediti quasi inesigibili, si chiama tecnicamente. Faccio giro per correttezza, vado dall'assessore. La domanda era il titolo, perché poi sentiremo prima. Arriveranno questi soldi, secondo lei, assessore De Berti? Allora, sicuramente qualcosa arriverà, perché è un dato di fatto che qualcosa deve per forza arrivare. Bisogna vedere se saranno sufficienti o se verranno considerati comunque una prima tranche che poi verrà integrata. Io parlo per i trasporti, che ovviamente è un argomento che soprattutto in questo periodo poco se ne parla, ma i trasporti rischiano veramente di implodere come sistema, ma non solo in Regione Veneto, a livello nazionale, perché tenete presente che tutti i piani economici finanziari delle aziende di trasporto pubblico locale del Veneto si reggono sul 50% dalle entrate da ricavi da tariffa, e considerate che per 2 mesi i passeggeri sono stati ridotti a meno 95% rispetto all'anno scorso nello stesso periodo, e rispetto alla settimana scorsa siamo a un 10%, quindi un 10% di passeggeri rispetto all'anno scorso. Se la situazione non migliorerà o comunque non ci sarà un forte intervento da parte del governo, rischiamo che tutte le aziende di trasporto salteranno. Interdonato, scusi. No, allora... Aspetti, faccio così, saluto Bisato che è collegato, che è il presidente del PD della Regione Veneto, vediamo se riusciamo a vedere come avete già una parte quasi governativa, che se lui non è al governo, però è presidente della Regione Veneto del PD, quindi chi meglio di lui. Buonasera Bisato, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, buonasera. Ecco, prego, Interdonato. Allora,
la domanda è: i soldi arrivano o non arrivano? Allora, innanzitutto a che titolo arrivano? Questo è il primo punto che bisogna chiedersi, perché col primo decreto liquidità hanno cercato di far arrivare fondi alle imprese per finanziarle, con due modalità, usando il fondo per le piccole e medie imprese, e solo qualora questo fondo non fosse stato saturato dalle imprese perché avessero già chiesto praticamente dei finanziamenti attraverso la SACE, la garanzia SACE. Cioè lo Stato cos'è che dice? Dice: io garantisco sostanzialmente che i prestiti che le banche dovrebbero fare, ma questo non esclude che questi prestiti, a fronte per erogare questi prestiti vengano, come possiamo dire, fatte tutte le dovute istruttorie. Questo spiega quello che diceva il vicepresidente, il perché anche con i 25.000 euro, che sono stati praticamente la tranche minima per la piccolissima impresa di finanziamento, in realtà ne siano arrivati pochissimi di questi finanziamenti, perché comunque le banche compiono la loro istruttoria. Non vi è nel decreto liquidità alcun divieto alla banca di, come possiamo dire, proporre all'impresa di utilizzare i fondi erogati con la garanzia pubblica, non vi è nessun praticamente divieto sostanzialmente di utilizzare quei fondi per rientrare del debito originario. Ora dobbiamo tenere in considerazione, e questo sembra che nei decreti, io le chiedo di essere molto sinteticamente, il governo non tiene in considerazione il fatto che esistono dei parametri in base ai quali le banche erogano finanziamenti, per cui quando vedono che quei parametri sono coperti, utilizzano il finanziamento garantito dalla SACE per coprire quei finanziamenti, perché quei 400 miliardi in teoria potrebbero non essere assolutamente veri. Questo è il punto fondamentale. Il presidente dell'ABI ha detto che le banche non si fidano praticamente dello Stato perché hanno fatto delle... Proprio questo è il punto. Perché rischiano E questo per quanto riguarda la liquidità. L'altro punto importante che dovrebbe essere sbloccato con il decreto rilancio, di cui continuano a girare bozze, tanto per capirci, con l'assessore mi ha appena girato la bozza delle 12:30 perché io avevo quella di 00:30, siamo a questo livello, lì dovrebbero arrivare i contributi a fondo perduto e lì, secondo me, c'è ancora ci sono dei problemi enormi. Sì, al di là, mi dicono invece che dell'oceano al di là del lago, per semplificare, ma ovviamente è provocatoria la mia frase. Ne possiamo anche parlare. No, ma ne parliamo, ne parliamo perché abbiamo collegato anche Patrizio Bertì, che è presidente dell'Ascon Veneto. Vediamo se riusciamo a vederlo, così saluto anche Patrizio Bertì. Eccolo qui, buonasera Bertì, grazie ovviamente di essere collegato. Grazie davvero, siete sempre molto gentili. Allora, ritorniamo, i soldi non sono arrivati, oggi doveva essere la giornata spartiacque, dovevano trovarsi come già citato da Interdonato, tra i ministri per decidere questi soldi a fondo perduto. Bisato, ma questo governo cosa vuole fare? Me lo vuole raccontare lei oppure ogni volta raccontiamo, perché se fossero di parola come lei le cose andrebbero risolte rapidamente, ma mi sa che qui c'è qualcosina che non quadra e non può smentire quello che sto dicendo perché i fatti mi danno ragione. Beh, i fatti danno in parte ragione a quello che dice direttore, nel senso che prima faccio una precisazione perché lei mi attribuisce sempre da presidente del partito Veneto, come dire, è un altro ruolo interno al partito, io sono il segretario, ma come dire, se questo può essere di buon auspicio, così strappo un sorriso a qualcuno, ben venga. Ha ragione, chiedo scusa, però nel senso che è sempre bene essere presidente di qualcosa, della bocciofila, certo, di qualcosa, siamo presidenti tutti in Italia, quindi ha ragione, me lo tengo stretto anche questo ruolo qua. Ecco, però comunque, le chiedo scusa, ci sono degli obiettivi di... Mi scuso, volevo mi dire, sente perché qua la linea in Skype qualche volta va e viene. Ecco, le chiedo scusa per averlo chiamata presidente, succede che qui tra presidenti, vicepresidenti, segretari, sottosegretari faccio un po' confusione anch'io, mi perdoni visto che l'età, me lo perdoni. No,
No, ma lei avrà capito dal modo scanzonato in cui gliel'ho detto che non era una sottolineatura negativa, anzi ho detto che in Italia siamo presidenti tutti di qualcosa e quindi figurarsi se mi fa difetto, anzi me lo tengo stretto. Era per aprire in magnanimità. Ci sono state e ci sono delle obiettive difficoltà, però bisogna anche contestualizzare dentro a che buco nero ci siamo trovati tutti, non come nazione Italia, ma come sistema mondo. Però le altre lo hanno risolto, la Germania l'ha risolto, la Francia l'ha risolto. Allora, non prendiamo come dire, gli sfavillanti effetti dei 20.000 euro in conto corrente da qualche altra parte, che poi, se si va concretamente a verificare, magari glieli hanno dati anche, ma gli hanno chiesto di pagare gli stipendi perché non erano in cassa integrazione, gli hanno chiesto altre cose. Non è che dalle altre parti te li regalano. Allora, se la prima fase, come ha detto l'interlocutore che c'era in studio, la parte tecnica bancaria, se ho capito bene, se in quel caso c'è un combinato disposto tra la buona volontà apparente dello Stato, non perseguita in parte dalle banche, permettetemi la sottolineatura, in parte dalle banche, perché sappiamo anche che qualche direttore di banca doveva avere le disposizioni dalla sede centrale, che poi ha parlato con la sede periferica, che poi si è venuto fuori anche che sullo sfondo c'era anche la questione dello scudo penale. Questo è altrettanto vero, però allora capite che è il sistema Italia che deve essere riformato, perché non è sempre solo colpa, dentro un sistema ci stanno tutti, l'ABI parla col governo, chiede una modifica, si capisce se può essere messa, lo scudo ma penale? Le risorse apparentemente in termini di garanzie c'erano. Poi nelle due bozze che anch'io, tutti abbiamo le due bozze del decreto che spero a brevissimo uscirà, si comincia fortunatamente, dico io, a parlare di qualcosa anche a fondo perduto. È chiaro che non potremo dare come sistema a tutti quanti a fondo perduto chissà cosa, però se le bozze che vengono avanti un qualche significato ce l'hanno, parlano che nel rapporto tra quanto hai incassato quest'anno in aprile e quanto avevi incassato in aprile dell'anno scorso, se c'è uno scostamento molto significativo sulla base di vari parametri, 25.000 fino a 100.000 euro e via discorrendo fino a 400, fino a 800.000, allora si comincia a parlare di risorse che arrivano compiutamente. Mi permetta l'ultima sottolineatura, perché ho fatto una digressione iniziale e quindi mi sono giocato un pezzo dell'intervento. Ci sono tutta un'altra serie di risorse che in parte abbiamo visti, perché qua parlo da sindaco, i 400 milioni arrivati nelle casse dei comuni sono praticamente già stati tutti spesi ed è chiaro che saranno rifinanziati. Ci aspettiamo come enti locali, ma non per noi, non per il sindaco, ma perché significa dare servizi, la parte dei 3 miliardi e mezzo per comuni e province, ma poi c'è di più, ci sono i soldi a fondo perduto per la sanificazione degli ambienti dell'INAIL, ci sono i soldi per fare i centri estivi quest'estate, cioè qua abbiamo messo 55 miliardi, perfetto. Gli altri anni con 55 miliardi ne fai 7 di finanziarie di un anno. Bisato, fermo lì, io chiedo a tutti di essere brevi se riuscite, ovviamente, perché abbiamo molti ospiti e io sento sempre parlare di queste cifre che riempiono la bocca, come dicevo prima, i 10, 55. Il vero problema, caro Bisato, che agli imprenditori non sono arrivati e dobbiamo iniziare da qui. Finché non arrivano, io non mi fido più, devono arrivare a purtroppo per lo stato dei telefoni, ma devono arrivare a questi imprenditori che ne hanno bisogno, se no Bisato, lei non sarà responsabile, ma qui parliamo e qui prendiamo in giro la gente, però mi permetta, poi mi taccio. Direttore, chiedo altrettanta correttezza nel riportare le cose che però magari
con il tempo debito, ma hanno cominciato a funzionare, perché i 600 euro al mese a chi ne aveva diritto sono arrivati. Non a tutti, segretario, non a tutti. Segretario, scusa, dai, abbiamo detto di parlare in modo chiaro, non sono arrivati a tutti. Permettimi, faccio il tributarista a uno studio, mi confronto con i colleghi, una buona parte di quei 600 euro non sono arrivati, non lo sto dicendo come polemica politica, è un dato di fatto, segretario, è così, diciamoci le cose come stanno. Vogliamo tirar fuori che il 20% e il 30% non gli sono arrivati? Dobbiamo dirlo, erano quelli di marzo, segretario, questi qua. Perdonatemi, in più, nelle bozze del decreto rilancio, è addirittura previsto al comma 1 dell'articolo 28, tanto per capirci, perché se lei ha davanti la bozza che prima utilizzava, la può anche verificare, sono espressamente esclusi quelli che hanno preso i 600 euro. Mi deve spiegare perché, le faccio un esempio così banale, uno potrei fargliene tanti, una guida turistica, dico per dire, che percepisce i 600 euro e ha l'iscrizione sostanzialmente all'INPS e alla sua partita IVA, non possa beneficiare come le altre microimprese di quel contributo che non è di 25.000 euro, ma se lo legge è il 25% del delta del fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019. Ok? Esatto. E questo è il 25 fino a 100.000 euro. 25, quindi. Ecco, non è 25.000 euro, perché se il soggetto ha avuto un fatturato più basso, ovviamente è il 25% della differenza. Ha capito? Vabbè, ma facciamolo allora, per chi ci ascolta da casa, Maurizio. Se tu avevi 100.000 euro di fatturato l'anno scorso e oggi dimostri che ne hai 64. No, ma per un mese bisogna dividere per 12. No, certo, segretario. Guardiamo aprile dello scorso. I mesi sono divisi per 12 e l'anno solare. No, ma funziona per chi è a casa, direttore. Se io avevo 100.000 euro ed oggi dimostro che ne ho 66, quindi ho più di un terzo di scostamento rispetto allo scorso anno, io su quei 34.000 euro prendo il 25%. Ma non è vero, nemmeno questo. Sul mese. Sul mese. Certo. Sul mese. Certo. E di questo quelli che hanno avuto i 600 euro non possono beneficiare. E non si capisce perché. Dovete dire anche che il 60% c'è il credito d'imposta per gli affitti per 3 mesi. Però devi pagarli allora, prima, non va a conteggio anche questo delle eventuali tasse da pagare. No, perché qua se passa l'idea stasera, che a me sta bene, possiamo far passare l'idea, allora ognuno per il proprio pezzo di responsabilità abbia il coraggio di dire all'universo mondo che questo Stato dovrebbe battere moneta e poi cominciare a distribuirli a pioggia con l'elicottero. Però siccome non è possibile, bisognerà trovare delle regole per la batte la distribuirli. BCE e la batte con tutti gli strumenti che stanno prevedendo anche il MES. I comuni stanno cercando di abbattere la TOSAP a quelli che l'avevano pagata. Guardi che è un problema macroeconomico, qualche migliaio di forse euro. Forse non lo sa, ma per gli strumenti battono moneta. Dove pensate che ritrovi sotto il pagliaio, sopra casa, come si diceva dai parti miei, è troppo facile metterla così. L'assessore Berti possiamo salire fino alle 2 di notte, quindi possiamo ovviamente chiarire. Sto scherzando. Fermo lì, Berti che è collegato, ci sei? C'è Patrizio Berti? Ecco, allora facciamo così, Patrizio, prima di continuare questo ragionamento, perché io sento altrimenti da casa davvero non riescono a capire il concetto che sta spiegando Interdonato e che sta spiegando anche il nostro segretario regionale. Allora, andiamo a vedere il servizio che abbiamo raccolto tra chi veramente ha bisogno di questi soldi e da chi ha bisogno di liquidità per mandare avanti la baracca. Uso un termine improprio, baracca, però mi avete capito cosa intendo dire. Andiamo a vedere il servizio. Prima la crisi sanitaria, poi quella economica. Il coronavirus potrebbe colpire duramente e ben oltre il ciclo vitale di un microorganismo, e bene lo sanno gli esercenti di Padova che in ogni parte della città temono il diffondersi di una nuova emergenza, quella economica. E così i pensieri maggiori per un ristoratore adesso diventano le spese fisse che non si sa come potranno essere pagate. L'affitto e tutto quello che ci sarà, che avverrà dopo, ecco, anche tutto quello che seguirà dopo. L'affitto perché lo sto pagando, l'ho sempre pagato e lo sto pagando praticamente normale. Mi è arrivato l'INPS da pagare adesso, 4 rate.
Per darsi forza, Renato, ristoratore di Salboro, pensa al futuro, pianificando una stagione estiva ancora senza indicazioni ministeriali. Io stavo valutando l'idea di, avendo un grande piazzale, di allestire un tendone tipo quelli da Sagra. Ma cercando di fare luce nella fitta ombra dei mesi venturi, il pensiero torna inevitabilmente a ciò che è stato, al lavoro prima che il virus arrivasse. Mi manca la dinamica che c'era tutto un sistema di lavoro tutto in gruppo, organizzato, e i miei clienti, tanti clienti che da un po', quelli che venivano qua, tanti non li ho più rivisti, qualcuno l'ho risentito, ci siamo sentiti per telefono. Dalla prima periferia al centro direzionale, anche qui a Padova 1 gli esercenti resistono e sperano soprattutto, pensando al prossimo futuro. Sicuramente quando bisogna costruire, qua bisogna costruire un mercato nuovo. Le mie offerte le ho ristrette, le concentro, le cambio, le modulo tramite anche un sito, il sito Facebook, riesco a comunicare, a tenere aggiornare anche i miei clientela. Manca la tensione che c'era prima, il soddisfare il cliente è sempre di corsa, cioè il giusto stress, il sano stress del ristoratore, del bar, l'approccio con il cliente. Quello manca, l'adrenalina che c'è quando entra la mattina e dire cosa facciamo, e soddisfiamo, corriamo. Noi siamo sui blocchi, basta che sparano il colpo di cannone e si va. E poi il centro storico, quello scrigno di arte e vitalità che ora nessun turista può godere. Per la zona del Santo, cuore spirituale di Padova, il via vai di pellegrini e visitatori resta un ricordo amaro, mentre il presente si punteggia di 1000 ostacoli ed incognite. Vediamo un futuro piuttosto preoccupante perché, essendo la nostra zona molto legata ai flussi turistici, vediamo dei mesi in cui sarà veramente una grande sofferenza, perché se non arrivano i nostri turisti abituati a arrivare a Padova e come primo punto di partenza la Basilica del Santo, vedremo un periodo veramente molto lento. E così sarà per mesi ancora, fin quando il virus sarà sconfitto e i turisti da tutto il mondo potranno tornare alla Basilica, a passeggiare fra le sue 28 coronare, tra le botteghe storiche. Fino a quel momento un intero quartiere tiene duro e affronta ogni giorno un incubo che nessuno vorrebbe più sognare. La prima volta che sono venuta per controllare che il negozio fosse tutto in ordine, mi sono commossa a vedere la piazza vuota. Totalmente vuota. Io vivo qui da 43 anni, per cui la conosco molto bene, non era mai successo di vedere una piazza così e questo non è normale. L'emergenza c'è tutta, ma ci ha colpito veramente in maniera profonda. Io, Bertin e anche Bisato, chiedo se posso andare in pubblicità, perché ovviamente noi viviamo anche di quella, poi rimangono, però lasciatemi dire una parola sull'ultima intervistata. Io dico, ma la politica, vedendo queste persone a migliaia, di più di migliaia in tutta Italia, che piangono il momento, le difficoltà, ma non pensano di prendere delle decisioni serie invece che parlare? E lo dico a tutti al di sopra delle parti, ripeto, io mi emoziono nel vedere quella persona che piangeva da piccola commerciante nel vedere la sua piazza vuota, e chissà quante persone, non voglio fare il moralista, la pensano come quella signora e non dormono la notte, ma la politica non pensa a queste. Bah, non lo so. Andiamo in pubblicità, poi ne parleremo tra poco.